72 ore dopo il pari con la Meta Catania si torna in campo per una nuova e affascinante sfida contro una nobile della Serie A. Benvenuti a Vitulano Manfredonia, Came Treviso e buon divertimento. André Ferreira, Pezzin e Mauro Canal che fa il suo esordio davanti al pubblico di casa, rubando il pallone con la punta, la mette dentro! Mauro Canal al primo pallone toccato, sblocca il risultato, 1-0 Manfredonia. Colpo proibito a palla lontana che non è piaciuto al direttore di gara. Ancora Valex e c'è l'incredibile autogol di Dovara che vale l'1-1 della Came. Il tentativo e arriva la rete di Giappa Vieira. Velocissimo il calcio d'angolo battuto da Di Guida. Vieira in un istante sorprende Dovara e la Came passa per la prima volta in vantaggio. Primi 5 minuti piuttosto movimentati, direi. Vantaggio Canal, seguiamo questa azione. Lucio, Ronaldo, tocco morbido, Pietrangelo in calcio d'angolo. Belloni prova a servire Canal, sbaglia Belloni, contropiede Sacon, Mateusz Sacon, il gol dell'ex, quello del 3-1, Came Treviso. Fuori l'ex Lazio, dentro Gaetano Musumeci, subito servito, mette giù il pallone, il siciliano vede da farsi, arriva il supporto André Ferreira. Canal di prima intenzione, che gol di Mauro Canal, bacia il palo più lontano e vale la rete del 3-2. Pietrangelo, lancio in profondità, la traversa e poi l'intervento miracoloso di Dovara sul possibile tap-in di Giappa Vieira. Lucio, Murgo, bella giocata per Canal, Musumeci ancora per Canal e la palla termina in gol. Che giocata del Manfredonia e Mauro Canal non ne sbaglia una oggi. 3-3, tripletta del capitano. Palla verso André Ferreira di testa a cercare Ronaldo, lo trova, protegge il pallone, lo scarico per Canal, davanti a destra, Canal, palla in mezzo ancora e poi il tentativo e la palla che non entra in rete. Giappa Vieira, palla in mezzo, attenzione, Sacon invece la mette dentro. Incredibile quanto accaduto negli ultimi secondi, ma c'è il gol di Sacon, doppietta per lui, 4-3 Came. Altra occasione per la Came. Canal per Gelve, palla verso Musumeci, Gaetano Musumeci si coordina benissimo e insacca il pallone del 4-4. Pietrangelo con le mani per Valex, in profondità per Sacon che ha spazio e la mette dentro. Giornata di grazia per Sacon, arriva la tripletta personale e Came ancora avanti, 5-4. Azzoni, Sutton alza la testa, il 10, tra le linee c'è Valex che dimentica il pallone ma è fortunata la Came. Sutton si divora il 6-4, lotta con Ugas, alla meglio Pezzin che poi scarica verso Murgo, palla in mezzo, Gelve, Darius Gelve si accentra, carica il mancino e mette dentro la rete del 5-5. André Ferreira, Canal, Ronaldo, lo scarico per André Ferreira, palla che lambisce il palo e termina fuori. Arriva Murgo, palla alta, ma arriva anche il suono della sirena al Palace Caloria. Secondo 5-5 nel giro di 3 giorni. Termina in parità il match tra Vitulano Dragstore Manfredonia e Came Treviso.